Blu Radio Veneto, fascia oraria Blu Radio Sera, e questa sera abbiamo l'onore di avere una grandissima, simpaticissima e bellissima cantante. Si chiama Cecilia Luce. Benvenuta Cecilia. Ciao, grazie. Ben ritrovata anche qui a Blu Radio Veneto. Grazie mille, sono felicissima. Grazie, anche noi, non di più forse. Anche perché il tuo disco è un disco bellissimo, mi è piaciuto un sacco, e come dicevo anche a Maurizio, vedrai, te lo dirà anche lui, un disco fatto di tanta musica bella, di suoni, soprattutto della tua splendida voce. Ti ringrazio. Allora, questa sera Cecilia Luce non è da sola, c'è sempre qualcosa che fischia, c'è qualcuno che ha la voce troppo alta, la cuffia troppo alta. Stavo dicendo, Cecilia non è venuta da sola questa sera, ma si è fatta accompagnare dal tastierista, che salutiamo caramente. Ciao Alessandro. Ciao. Alessandro Fabiani. E poi li lascio presentare a te, Cecilia, quelli che sono praticamente gli artefici della tua produzione. Sì, sono accompagnata da Albert Kane. Ciao a tutti. E da Maurizio Rossi. Ciao a tutti. O devo chiamarti Mr. Broderick? Va bene così, Maurizio Rossi è il mio nome vero, dai. Che sono praticamente gli angeli custodi di Cecilia, possiamo dire questo? Esatto. Esattamente. Il suo disco si chiama Petals, Petali in inglese, un disco totalmente in inglese. Come mai questa scelta, Cecilia? Ma perché preferisco cantare in inglese, è una lingua che riconosco molto di più musicalmente, mi sento più libera a scrivere in inglese, anche se ovviamente faccio più fatica perché non sono madrelingua, lo ammetto, e poi perché comunque con l'inglese diciamo che forse ho più facilità a far viaggiare la mia musica anche oltre i confini dell'Italia. Quindi è solo per una questione, diciamo, personale quasi, insomma. Sì, principalmente per una questione proprio personale, perché sin da piccola preferivo cantare in inglese. Artisti italiani sì, li ascolto, ma ho sempre cantato proprio in inglese. Anche le mie cantanti preferite sono americane, quindi... E poi magari ne parliamo di quali sono Sì. le tue cantanti preferite. Maurizio. Sì, ma hai cominciato con la musica classica, tu sei diplomata al conservatorio in flauto dolce. E traversine. Esattamente, quindi sei diplomata a livello praticamente di musica classica, musica alta, possiamo dire così. Come mai questo? E sei partita dalla musica alta, la musica di ricerca, musica classica, per poi approdare una musica non prettamente classica, però di ricerca lo stesso. Ma ti dirò che è stato un cerchio, nel senso che io da quando studiavo alle scuole medie cantavo con la chitarra e avevo già incominciato a scrivere le prime canzoni e avevo già le idee chiare su quello che volevo fare, volevo appunto cantare, però non avevo una base musicale, per cui dato che dovevo iscrivermi poi al liceo e scegliere quindi anche già un indirizzo, mi sono buttata sulla musica proprio... Mi sono lanciata perché ho detto o la va o la spacca, questo è il mio sogno, ci provo. Anche perché nel senso la musica è tutto, e quindi ho deciso di iscrivermi al conservatorio, quindi al liceo musicale, sempre a Milano al conservatorio, dove mi sono iscritta a Flauto Dolce Traversiere, che è stata una scelta un po' del caso, perché io avevo proprio intenzione di cantare, nel senso lo strumento era più un supporto per studiare, per approfondire la musica proprio a livello accademico, però è stato più un supporto perché già da piccola volevo cantare, e quindi poi mi sono diplomata e dopodiché mi sono iscritta anche nelle scuole civiche di Milano, dove ho cominciato a studiare canto jazz. Esattamente. E ho ripreso quello che volevo fare, perché ovviamente in conservatorio non c'era ancora il triennio in jazz, adesso ci sono tutte queste nuove formule, vabbè, e per cui lì ho ripreso un po' con la voce e niente, da lì si è aperto tutto il mondo. E poi il mondo è arrivato con i due signori, i tuoi due angeli custodi. Com'è nato il discorso di tuoi due angeli custodi? Come hai trovato questi due angeli custodi che ti hanno introdotto in un mondo un po' particolare, sempre di musica, e musica sempre di un certo livello? Come mai? Ma è stato il caso. È stato un caso anche questo? Questo è stato proprio un caso, perché ho incontrato Maurizio da un amico. Che è qui mio fianco, Maurizio Rossi. Sì, esatto. E poi lui ti ha sentito cantare un pezzo. Dopo, quello che succede dopo. Però
Sì, incontrato lui lui? mi Hai ha incontrato lui? incontrata e non lo so, è rimasto folgorato, poi magari lui te lo dirà meglio, sicuramente. Te la racconto io se vuoi. Ecco, com'è. Ecco. Albert mi racconta bene com'è andata. Ecco. allora. Ecco, è tutto vero, infatti si sono trovati in uno studio vicino al nostro, con un nostro collaboratore, si sono guardati, dopo 2 orette viene Mauri da me in studio e mi dice: guarda, ho trovato una voce, e gli faccio: l'hai sentita com'è? Non lo so. Gli faccio: com'è? Non lo so. Niente, è stato un colpo di fulmine musicale, cioè di sensazioni, e dopodiché invece ci siamo trovati, lei è arrivata con uno spartito, l'abbiamo messa al pianoforte, ha cominciato a aprire la bocca, ho detto: cavolo. Che pezzo avevi fatto al pianoforte in quel momento? Hope There's Someone di Anthony Hegarty. Ecco, è sempre lui che ritorna. È sempre... Perché ami particolarmente questo straordinario folletto scoperto da Lou Reed e da Laurie Anderson in un negozio di dischi a New York? Come mai? Anche io l'ho scoperto in un negozio di dischi. Lui era fisicamente in questo negozio di dischi. Io musicalmente no, l'ho scoperto in un negozio. Ma perché ha una vibrazione nella voce che mi ha travolto completamente. Mi sono riconosciuta proprio nelle sue vibrazioni, nel suo modo di cantare, nelle sue liriche, nella sua musica. Mi sono riconosciuta nel suo mondo e da lì ho deciso appunto di portare quella canzone, anche se so che è molto, cioè non è felicissima, è molto malinconica, però era quello che proprio... Ma la musica di Anthony è sempre malinconica. Sì. Però ha la voce, e quindi la voce è il centro di tutto, è la voce il centro di tutto del tuo disco di Petals, secondo me. Dalla voce parte tutto. I tuoi angeli custodi, che sono i tuoi 2 produttori, possono dire questo. Cosa dici, Albert? Sì, no, è vero, perché dopo il primo incontro, infatti, io principalmente produco dance, poi vabbè, Mauri... Se l'etichetta tua produce dance. Sì, produciamo un genere elettronico. La citiamo l'etichetta? Sì, si chiama Canvad Publishing. Quindi il passo successivo è stato trovarsi in studio per cominciare a cantare dei brani dance. Principalmente noi facciamo musica trance progressive, che è un genere molto nord europeo. Cos'è il trance progressive? Per noi addetti ai lavori. È una musica elettronica con matrice melodica. Matrice melodica che prende spunto da una base di musica classica, piuttosto che usa sonorità all'avanguardia. Quindi mescola la magia della melodia con tutti i canoni musicali anche molto, molto elevati, con quello che è invece l'avanguardia, l'innovazione delle sonorità. Maestro condivide. Maestro condivide. E quindi ci siamo trovati, dicevo, tornando a parlare di Cecilia, ma non è stato un bel appuntamento, perché come mai? Quando si arriva in uno studio, soprattutto in uno studio serio dove ti trovi un fonico, che adesso citiamo anche Vadim, che non è qua, ma 20 anni di lavoro con i Pooh, quindi a proposito di Pooh, è un grande fan qui presente. Okay. Poi vabbè, io che guardavo Mauri che faceva la direzione artistica, quindi l'impatto con un microfono nello studio non è mai felicissimo. Immagino. Ma è stato un episodio, perché c'era qualcosa dentro, c'è una magia, c'era qualcosa, esatto. Quindi poi lei comunque scrive canzoni, e sentir cantare le sue canzoni era tutto un altro perché, un po' tornando al discorso di Anthony. Sì. Cioè lei ha una voce che merita di essere accompagnata, di essere vestita, quindi ci siamo sentiti di produrla, di, tra virgolette, investire anche questo anno. Hai detto una cosa giusta, vi siete sentiti di produrre e di investire, quindi avete fatto gruppo assieme con lei. Abbiamo fatto gruppo, quindi il mio microfono è stato smontato dallo studio e portato nello studio di Maurizio. Bene. Dove lei arrivava con le sue idee, e quindi i primi take si prendevano in questa cantina, perché aveva bisogno di trovare la sua intimità musicale. Pian piano la cosa è cresciuta, abbiamo cominciato con Strong, di cui poi avevamo fatto una versione dance che uscirà a breve, un remix che uscirà fra un paio di settimane, e da lì pezzo dopo pezzo ci siamo trovati ad avere la richiesta di finire il disco. È detto cantina, a me piace molto la cantina, perché i basement tape di Bob Dylan sono i nastri della cantina, tutto parte al di là
di questa reminiscenza parte dalla cantina, cioè dal modo di stare assieme in un posto, le emozioni si condividono immediatamente. Sì, lì è stato un po' particolare come produzione, nel senso che tra di loro c'è stato feeling da subito e quindi poi quando sei in fase creativa, se non hai un certo tipo di feeling è difficile stare assieme, produrre assieme, certo, creare certo. assieme. Detto questo, poi ti fai anche la domanda perché io sono stato qua a fare uno studio mega galattico e poi devo smontare il microfono. Dato a Maurizio, nello studio di Maurizio. Però, come dicevi tu, certe cose... Certo, vanno oltre. Certe cose, Vanno oltre. sì. Adesso andiamo oltre anche noi perché è giusto il momento per fare ascoltare la voce di Cecilia Luce. E con una canzone, io sono innamorato di questo pezzo, è il pezzo che chiude il disco, si chiama Promise, giusto? Esatto. E c'è un significato per questa canzone, Cecilia? Questa canzone è nata, nata come musica strumentale, dopodiché ho aggiunto appunto la linea melodica che in realtà, adesso guarda, lo dico, è il ritornello di un'altra canzone che non è ancora stata scritta. E quindi Qua Maurizio ride, sta ridendo. sì, io avrei intenzione poi in futuro di scrivere le parole della strofa di questa canzone, Quindi arricchendola, sì, di fare un Promise reprise, una ripresa di Promise. in un secondo disco. Sì, Che sai dove devi andare poi a presentarlo, vero? sì. Ho detto un secondo disco, adesso di sì, però ho detto di sì senza saperlo. Praticamente c'è incastrati. Minimo, non posso fare diversamente. Minimo. Un tesoro così bisogna farlo. Io sono un po' afro stasera, scusate, ma ieri sera è stata una serata un po' di urla, quindi insomma mi trovate con una voce un po' così. Intanto però ascoltiamo la bellissima voce da questo Petals, il brano che chiude il disco. Lei è Cecilia Luce e Promise. Promise.